Andrea, siamo a Farra di Soligo, lo splendido scenario delle Torri di Credazzo, poco più avanti c'è la chiesa di San Lorenzo. Come nasce questo evento che hai voluto portare qui a Farra di Soligo? Ambiente in ambiente. Eh sì, ambiente in ambiente significa proprio parliamo di ambiente, di clima, di quello che viviamo e di quello che ci aspetta anche proprio qui seduti all'aperto, per fortuna questa sera senza pioggia, per portare a tutti la conoscenza e la consapevolezza di quello che è attualmente lo scenario e anche quello che sarà nei prossimi anni, quello che ci aspetta. Questa sera parlerai anche di cambiamenti climatici. Ecco, la nostra zona, l'Alta Marca Trevigiana, è stata segnata soprattutto nell'ultimo periodo da tanti episodi di maltempo, le famose bombe d'acqua. Ecco, cosa possiamo fare noi per approcciarci correttamente a questo fenomeno? Diciamo che è fondamentale avere rispetto dell'ambiente, di quello che ci circonda e anche dei fenomeni estremi che sempre più spesso andiamo appunto a osservare. In questa serata parleremo appunto anche di come poter relazionarci con quello che inevitabilmente il futuro ci propone e anche capire come difenderci probabilmente anche da quegli estremi che già cominciamo a vedere anche qui sul nostro territorio. Dottor Zovi, questa sera sarà l'occasione per parlare di Autobiografia della neve, il suo ultimo libro. Ecco, di cosa tratta? Sì, magari sembra un po' strano in piena estate parlare di neve. In realtà la neve è un elemento naturale che concorre molto alla stabilità dell'ambiente perché partecipa molto a tutti i fatti climatici. Ecco, noi abbiamo registrato che la neve scarseggia, a parte quest'anno che è appena passato, l'inverno appena passato, che è stato abbondante di neve, però negli ultimi 10 anni la neve è andata di molto diminuendo e i ghiacciai sono andati di molto arretrando in tutto il pianeta, perché non è un fatto solo europeo e quindi continentale, proprio in tutto il pianeta alcuni ghiacciai sono addirittura spariti. Ecco, quindi la neve ci sta parlando, ci sta dicendo che dobbiamo occuparci di più di questi cambiamenti climatici e dobbiamo in qualche maniera cambiare rotta. Quindi parlare di neve significa anche parlare di noi.